Potrebbe aver avuto la cintura di sicurezza stradale slacciata. Mirel Mustea, il ventenne romeno, ennesima vittima della strada. Il segno degli pneumatici sull'asfalto segnano la traiettoria dell'auto verso il campo che costeggia la direttissima che collega Padova ad Abano. Mirel è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e il suo corpo, ormai esanime, è stato ritrovato ad alcuni metri di distanza da dove l'auto ha finito la sua corsa. L'incidente mortale è avvenuto all'alba di domenica in auto con Mirel e altri 5 giovanissimi rimasti feriti, nessuno però in pericolo di vita. Alla guida un 25enne moldavo che ora è indagato per omicidio stradale. Verrà anche sottoposto ad esami tossicologici per capire se stesse guidando sotto l'effetto di alcol o droghe. I rilievi della polizia locale di Padova per ricostruire la dinamica dello schianto. All'origine potrebbe esserci anche l'alta velocità o un colpo di sonno. Mirel Mustay era arrivato in Italia da qualche settimana, viveva a San Giorgio in Bosco da alcuni conoscenti e è arrivato per cercare lavoro come cartongessista. Sabato sera aveva trascorso la serata con gli amici in una discoteca di Via dei Colli a Padova. I genitori, rimasti in Romania, hanno appreso la terribile notizia. La salma dovrebbe presto ricevere il nulla osta per la restituzione alla famiglia.